Con le imminenti scadenze delle iscrizioni per l'anno scolastico 2014-2015 fissate al prossimo 28 febbraio, l'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati di Favara si prepara all'Open Day di mercoledì prossimo, quando dalle ore 15:30 si apriranno le porte a genitori e futuri alunni dei due plessi di via Grotte e via Udine, diretti dal dirigente scolastico Carmelina Broccia. Vasta l'offerta formativa, ricca di proposte, per far acquisire agli allievi le competenze di base ineludibili ai fini di una formazione armonica e in linea con le aspettative di una società sempre più esigente. Durante l'Open Day sarà possibile conoscere i percorsi didattici, i docenti e gli stessi alunni che attualmente frequentano i due plessi. In via Grotte, sede centrale della scuola, sono attivi i corsi dell'infanzia di scuola primaria e secondaria di primo grado. Per quest'ultima l'Istituto Comprensivo Brancati di Favara offre l'indirizzo musicale, unica scuola in città ad avere un corso di studi che consente ai suoi allievi di poter non solo apprendere le nozioni basilari della musica, ma anche di metterle in pratica suonando uno dei 4 strumenti, ovvero clarinetto, violino, pianoforte e chitarra. Lezioni pratiche svolte da uno staff di qualificati docenti nei moderni laboratori della scuola. Capacità musicali che poi gli alunni dimostrano in più occasioni grazie all'ensemble, le cui note accompagnano i tanti incontri promossi. Oltre a quello di musica, nel plesso di via Grotte è anche attivo un modernissimo laboratorio multimediale, un attrezzato laboratorio scientifico e un sorprendente laboratorio artistico. Scienza e arte sono anche le discipline accolte nei 2 laboratori dell'altro plesso della scuola, quello di via Udine, da tutti conosciuto a Favara come la scuola Sant'Angelo. Per questo plesso invece i corsi di studio aperti interessano gli alunni che frequentano le classi di scuola dell'infanzia e di quella primaria. L'Open Day di mercoledì prossimo quindi rappresenta per molti genitori un'occasione unica per conoscere in anticipo le potenzialità dell'istituzione scuola, curatrice del processo educativo dei propri figli. Mercoledì 29 gennaio alle 15:30 l'Istituto Brancati aprirà le porte delle nostre scuole a quanti volessero visitare questa scuola, quindi invitiamo i bambini, i ragazzi e i genitori a visitare la nostra scuola. In quell'occasione naturalmente ci sarà la presenza di tutti i docenti e anche dei nostri alunni che accompagneranno i ragazzi e i genitori appunto a visitare la nostra scuola, a vedere le nostre risorse strumentali, e i docenti in quell'occasione presenteranno il piano dell'offerta formativa. È un piano molto ricco e articolato che sicuramente darà quelle abilità e competenze ad ogni ragazzo che sono fondamentali per la formazione della loro personalità. L'Istituto Comprensivo Brancati è l'unico a Favara ad essere all'indirizzo musicale. Si tratta di un'opportunità che viene data ai nostri ragazzi di poter arricchire quello che è il curriculum ordinario anche con la possibilità di poter imparare a suonare praticamente uno strumento e di condividere anche con gli altri compagni il momento di musica di insieme. E quindi nel momento in cui viene scelta l'opzione indirizzo musicale, questa diventa materia curriculare a tutti gli effetti. Invito i ragazzi, i bambini e i genitori che fossero interessati a conoscere l'Istituto Comprensivo Brancati a venirci a trovare mercoledì 29 gennaio alle 15:30. Dal prossimo 27 gennaio sarà possibile per le famiglie effettuare la registrazione online per le classi di scuola primaria e secondaria di primo grado. Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico invece si effettuano dal 3 al 28 febbraio. Per questo periodo la segreteria dell'Istituto Comprensivo Vitaliano Brancati di Favara rimarrà aperta al pubblico anche tutti i martedì e venerdì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17.